133esima escursione, quinta volta nel parco della Vena del Gesso. Partiamo dalla Torre del Marino, da qui andremo verso Parco Ca Carnet, staremo lì un po' intorno, mangiamo lì e torniamo. Giornata nuvolosa, forse prendiamo qualche goccia, speriamo non troppa. Sulla Torre del Marino siamo partiti da poco e c'è il primo bivio che lascia la strada asfaltata per andare sullo sterrato verso Parco Ca Carnet. Vediamo. 505. Sì, perfetto, 505 è lui. Andiamo. I calanchi belli che da là naturalmente da dove abbiamo parcheggiato non si vedevano, e qui c'è già un punto di ristoro, un punto per appoggiarsi, bellino. C'è anche qua giù, la Sonia già lo collauda, e qua c'è anche per posizionare l'amaca, molto invitante. Siamo partiti da 10 minuti e già penso all'amaca. Circondati dagli ulivi, c'è molta lecca per terra. Ah, i conigli. Bello grosso pure. Guarda che casa. Condominio. Sentiero pericoloso, ma non me l'aspettavo proprio questo passaggio di qua. C'è anche molta lecca, pensate che andare giù veramente veramente piano. Percorso 505. Si fa, nulla di... Anzi, forse là sembra che si stringa un po', adesso vediamo. Casa diroccata. C'è una variante per non fare questo pezzo. A noi la variante è facile, figurati se ci interessa. Questo qui sarebbe il Monte Nasodella, punto di riferimento. Adesso infatti andiamo a scendere. Corsa 505, lasciamo il sentiero e prendiamo un pezzettino di strada asfaltata verso il parco Ca Carnet. Sull'albero veramente bella, veramente ben fatta, anche se non c'è la scala. Verso Ca Carnet. Noi di solito veniamo da là, Ca il borgo, lontana. Parcheggio Ca Carnet, oggi vuoto, l'ultima volta
era pieno. Il tempo l'ha fatto desistere un po'. Dopo una brevissima sosta si inizia a salire verso Monte Lontana. Sparviere e Allocco. La croce del monte di Lontana, dove siamo diretti adesso, dovrebbe essere il punto più alto che vediamo oggi, che tocchiamo oggi. E qui una dedica bella. Un'altra apertura. È pieno di grotte qui in questa zona della Vena del Gesso. Tipo grotta della Tanaccia, dove sono stato 2 volte, veramente bella. Con la guida naturalmente. Ultime salite verso il castello di Lontana. Alle rovine del castello di Lontana. Finora ci siamo salvati dalla pioggia. E qua i resti del castello. Castello di Lontana, abbiamo preso un piccolo pezzo sull'asfalto e adesso rientriamo nel sentiero per il rifugio Carnè, qua da 10 minuti. Sto pezzettino qui non l'abbiamo mai fatto, ci siamo passati l'ultima volta che eravamo qua, ma non l'abbiamo mai fatto. Dai, che fra un po' si mangia la capanna scout, vuota anche stavolta, fortuna, così si magna. Cinghialotti, daini, pesce sega, si magna mashed potato. Un sacco di acqua vuole questo. Pure di patate. Quanta schiumina che fa. Però non si chiude. Un bel mappazzone. Troccoletti. Il profumo è buono però, a parte gli scherzi. E 3 minuti finiti, 8 minuti finiti. Ah però!
Non ci sta nel tegame. C'è rimasto ancora un po' di polverina. Tocca dargli una scaldatina qua, forse il riso era meglio. Decisamente il riso era meglio. Mezzo chilo di roba, veramente è una mattonella, però non è male. Adesso il riso è più comodo comunque. Finito il pranzetto, grazie per la capanna degli scout che ci ha ospitato. Buttiamo un occhio a Rifugio Cacarné, forse un coffee e poi si ritorna verso la macchina. Preso il caffettino a Rifugio Cacarné, sulla via del ritorno, qui dove siamo saliti prima, Ed è ritornato. e c'è anche un po' di sole, anche perché sarà perché abbiamo mangiato. Ho dovuto mettere anche i guanti perché fresco. Con la luce si vede il gesso. Qui. Si lascia l'asfalto, si riprende il sentiero 505 che ci porta alla Torre del Marino. Laggiù è brutto, probabilmente piove, ma non dovrebbe toccarci a noi. I Calanchi e laggiù Cavicchio, ancora lui. E dietro il percorso 505 che lo dà come difficile. In effetti è un po' più scosceso, ma coi bastoni si riesce ad avere una buona presa. Qui è il percorso 505, il pezzo, qui lo chiama sentiero pericoloso. Allora c'è un po' di lecca, perciò si può scivolare, però se hai battecchi, con i battecchi li infili nel terreno e riesci a darti la spinta. Andiamo. Escursione finita, quinta volta qui al Parco della Via del Gesso, siamo arrivati dove siamo partiti, Torre del Marino, e da qui al Parco Cacarné abbiamo camminato sulla Casa dei Calanchi, molto bello, spettacolare, facile, easy, un po' di lecca c'era, ma tutto si faceva tranquillo, si faceva proprio senza nessun problema. Doveva piovere oggi, avevamo messo in preventivo di prendere qualche goccia, non è fatta mezza, perciò non abbiamo superato i 13 km, qua sempre bello, easy, c'è sempre gente, perciò è tranquilla come zona, non sbagli mai, Brisighella.